Non abbiamo più tempo. Ormai il fattore tempo è diventato il primo fattore critico nostro. Stiamo continuando a ricevere bollette stratosferiche. Il costo delle materie prime ormai ha raggiunto aumenti intorno al 200%. Cosa dobbiamo fare? Ormai non abbiamo neanche un interlocutore, ecco perché abbiamo deciso di chiedere un incontro al primo cittadino d'Italia, l'unico punto di riferimento in questo momento in mezzo a questo marasma. I baristi e ristoratori padovani chiedono un incontro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non c'è più tempo, dicono. Il prezzo delle materie prime e il caro energia rischiano di schiacciare le imprese. Dopo le manifestazioni, gli incontri coi politici e i suggerimenti sulle azioni da mettere in campo per il risparmio energetico, è stata così scritta una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica che sarà firmata dal Presidente Appe, Erminio Alaimo, dalla Presidente del gruppo pasticceri Federica Luni, ma anche da centinaia di esercenti titolari di bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie. Abbiamo chiesto un appuntamento e abbiamo scritto una lettera col cuore in mano a nome non solo dei pubblici esercizi che rappresentiamo, 3.000 su Padova e provincia, ma a nome anche dei collaboratori, dipendenti, famiglie, perché se noi abbiamo problemi, anche le nostre famiglie hanno problemi. Ecco perché è partita la raccolta firme e lunedì 17 partirà la lettera indirizzata al Presidente dell'Italia, Sergio Mattarella.